Sicurezza imprese Sardegna. Allarme Confcommercio. Vi siete mai chiesti quanto l'illegalità stia colpendo il cuore pulsante della nostra economia locale? C'è un vero e proprio allarme rosso sicurezza che suona in Sardegna, e in particolare a Cagliari e nel suo hinterland. Secondo i dati allarmanti presentati da Confcommercio Sud Sardegna, quasi la metà delle imprese, ben il 49%, percepisce un netto peggioramento della sicurezza rispetto all'anno scorso. Non si tratta solo di una sensazione. Il 29% delle imprese ha purtroppo subito direttamente almeno un evento criminale, che si tratti di furti, rapine, danneggiamenti o estorsioni. La situazione è così seria che molte attività sono state costrette a cambiare il loro modo di operare pur di difendersi dalle minacce illegali. Stiamo parlando del 36% delle imprese, e un numero ancora maggiore, il 56%, segnala una crescita preoccupante dell'abusivismo commerciale. C'è anche un costo nascosto, forse il più doloroso. Il 41% delle imprese ha rinunciato a fare nuovi investimenti o a espandersi per pura paura legata alla sicurezza. Le fonti ci mostrano che il problema assume forme diverse a seconda delle zone. A Cagliari e dintorni prevalgono furti e danneggiamenti, mentre nelle splendide zone costiere turistiche si registra una forte presenza di contraffazione e commercio abusivo. Nelle aree più interne, invece, la microcriminalità è spesso legata al disagio socio-economico. Ma qual è il prezzo di tutto questo per la nostra comunità? Secondo Confcommercio, l'illegalità nel settore terziario costa alle imprese sarde centinaia di milioni di euro ogni anno. Questo non danneggia solo il fatturato immediato, ma mina anche la fiducia degli investitori e frena la crescita. È per affrontare questa realtà che Confcommercio Sud Sardegna ha organizzato l'evento Legalità, ci piace, un'occasione per denunciare l'impatto devastante dell'illegalità e per unire le forze. Come ha sottolineato il presidente Alberto Bertolotti, le imprese del terziario continuano a subire le conseguenze dell'illegalità e serve uno sforzo comune per riportare fiducia, regole e concorrenza leale sul mercato. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e del mondo associativo, segno che il problema è riconosciuto a vari livelli. Gli obiettivi sono chiari, non solo denunciare, ma anche proporre misure concrete. Promuovere la cultura della legalità come motore di sviluppo e rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Perché, come ribadito, la sicurezza non è un optional, ma è un diritto e una condizione per investire, creare lavoro e innovare. Di fronte a questi dati e a questo grido d'allarme, cosa possiamo fare, come comunità, per sostenere le nostre imprese e costruire un futuro più sicuro per tutti? Evasione dai domiciliari a Carbonia, arresto. Vi siete mai chiesti cosa succede quando chi dovrebbe restare a casa per ordine del giudice decide invece di farsi una passeggiata? È una situazione che si è verificata ieri sera a Carbonia. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia, durante un normale servizio di perlustrazione, hanno notato e riconosciuto un uomo che si aggirava a piedi nei pressi di via Cannas di Sopra. La cosa sorprendente: quest'uomo, un 32enne disoccupato del posto, era in realtà sottoposto agli arresti domiciliari. Trovarsi fuori casa, in violazione delle precise prescrizioni impostegli dall'autorità giudiziaria, ha interrotto la sua tranquilla passeggiata. Alla richiesta dei carabinieri di giustificare la sua presenza all'esterno, il 32enne non ha saputo fornire alcuna autorizzazione valida. Dai primi accertamenti è emerso chiaramente che la sua detenzione domiciliare rientrava nell'ambito di un procedimento penale pendente per reati contro la persona. Questa palese violazione delle regole ha portato al suo immediato arresto in flagranza per evasione. È stato quindi condotto in caserma e nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Cosa implicano queste fughe non autorizzate e quali saranno ora i prossimi passi legali per l'uomo? Aggressione con coltello a Cagliari. Immaginate di camminare per strada e improvvisamente la paura vi assale. Cosa fareste per mettervi in salvo? Questo incubo è diventato realtà per una ragazza di 27 anni a Cagliari, in via Castiglione. Mentre camminava, è stata brutalmente accoltellata, colpita 3 o 4 volte. La sua prontezza e la sua disperazione l'hanno spinta a cercare riparo, riuscendo fortunatamente a rifugiarsi in un vicino supermercato, un gesto che probabilmente le ha salvato la vita. Dentro il supermercato, alla sua richiesta d'aiuto, i presenti hanno risposto immediatamente. Hanno allertato il 118 per i soccorsi sanitari e i carabinieri.
La giovane è stata colpita alla gamba. Profondamente provata dall'accaduto, dopo i primi soccorsi sul posto, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Brozzu di Cagliari dagli operatori del 118. Sul luogo dell'aggressione sono arrivati anche i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Per risalire all'aggressore, stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Le ricerche si concentrano in particolare sulla persona che si trovava con la ragazza al momento dell'aggressione. Nonostante stia collaborando con il personale sanitario, la vittima non ha voluto fornire alcun dettaglio specifico sulle circostanze di quanto accaduto. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza quotidiana. Cosa porteranno alla luce le indagini? E quali le motivazioni dietro un gesto così violento? Vandali alla caserma di Muravera. Cosa spinge due uomini a prendersela, martellate alla mano, con il portone di una caserma dei carabinieri, in pieno delirio alcolico? Un episodio sconcertante ha scosso la comunità di Muravera ieri sera, un atto di vandalismo che va oltre il semplice danneggiamento. In un orario in cui il presidio dei carabinieri era chiuso, due uomini, entrambi in forte stato d'ebbrezza, hanno preso di mira l'ingresso della stazione. Armati di un martello, hanno colpito ripetutamente il portone. I colpi, violenti e inequivocabili, non sono passati inosservati. Alcuni passanti, allertati dal rumore, hanno immediatamente segnalato l'accaduto. In pochi minuti, una pattuglia dell'aliquota radiomobile di San Vito è intervenuta sul posto. Lì, davanti all'ingresso danneggiato, è stato trovato l'attrezzo usato per l'attacco, un martello, che è stato prontamente sequestrato. Le ricerche immediate nell'area hanno permesso di rintracciare poco dopo i due responsabili presunti in via Roma. Si tratta di due residenti del luogo, un 43enne e un 42enne. Entrambi disoccupati e purtroppo già noti alle forze dell'ordine, si presentavano in condizioni drammatiche. Uno era ancora in evidente stato di agitazione, mentre l'altro giaceva a terra, semi-incosciente, completamente sopraffatto dai fumi dell'alcol. Quest'ultimo, dopo le prime cure prestate dai militari, è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Muravera per gli accertamenti necessari. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati chiari, dal martello sequestrato ai meticolosi rilievi tecnici effettuati sul portone danneggiato, passando per le fondamentali immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza. Tutti questi indizi convergono nell'indicare i due uomini come i responsabili dell'accaduto. Al momento, in base agli elementi raccolti, i due sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà per reati gravi, danneggiamento aggravato, poiché compiuto contro un edificio pubblico, e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Un atto di violenza insensata, forse dettato dallo stato di alterazione, che ha colpito un simbolo dello Stato. Quali le reali motivazioni dietro tanta rabbia e quali le conseguenze che ora i due dovranno affrontare?